Domenica prossima appuntamento con le giornate FAI di primavera, una delle iniziative si terrà alla stazione centrale di Porto Empedocle. Abbiamo deciso con Ferrovie Caos e con Fondazione FS di aprire la stazione centrale di Porto Empedocle ai visitatori in occasione anche del treno Freccia dei Templi che partirà da Licata e ripercorrerà un percorso che non viene più effettuato dal 58, quindi da tanti anni per via della dismissione di gran parte di questa ferrovia. Da Licata questo treno salirà a Canicattì, poi scenderà appunto a Porto Empedocle centrale, succursale, passando per la Colimbetra, quindi passando per la stazione del Tempio di Vulcano. Per i visitatori che decidono di scendere a Porto Empedocle centrale ci sarà la possibilità di potersi organizzare per visitare la stazione museo di Porto Empedocle per l'appunto e poter anche visitare il paese, poter andare nei locali della cittadina portuale. È una iniziativa che abbiamo voluto intraprendere proprio in occasione delle giornate FAI di primavera per far conoscere questo bene che ha più di 140 anni di vita, ha tanta storia empedoclina e agrigentina alle sue spalle e dunque è un modo per far conoscere alle nuove generazioni questo percorso e questo bene. Una cosa importante, a far da ciceroni saranno gli alunni della scuola Pirandello di Porto Empedocle, quindi abbiamo fatto cimentare dei ragazzi, delle ragazze che avranno in questo modo non solo l'opportunità di conoscere questa storia ma di raccontarla ai turisti che verranno.